alla fine siamo qua a commentare la stessa partita di settimana scorsa, un pareggio, basta pareggi, mi sembra l'Inter di Mancini il primo anno che l'ha presa, che ha fatto 17 pareggi di fila. Sì, ok, muoviamo la classifica, ma non era quello per cui ci eravamo preposti. Poi purtroppo c'è stato anche l'infortunio di Steven e ci ha creato delle situazioni di non cambi o comunque di gestioni diverse sui cambi. Però vabbè, è un punto guadagnato, diciamo la stessa cosa di settimana scorsa. Da un lato sono 2 punti persi dall'altro, però la partita era aperta, non sto dicendo 2 punti persi per sminuire l'avversario. La partita era aperta a noi, era aperta a loro, a un certo punto ci credevo, però va bene, loro sono stati bravi sul quinto uomo, forse siamo stati meno bravi noi. Ed è così, 3 pari, tutti a casa per Natale contenti. Abbiamo alternato 2 tipi di difesa diverse, perché poi alla fine, non avendo Steven, ho un centrale difensivo in meno e ho un marcatore in meno, e ho un difensore in meno. Quindi continuare a spingere con un cambio in meno in panchina vuol dire arrivare alla fine senza gamba, senza fiato, senza testa. Devo fare un elogio particolare a Bordignon perché ha fatto 14-15 minuti di fila in campo, cosa che non dovrebbe, però lui è così, è anche di qualità, sì, ha sbagliato veramente poco, però è una situazione di emergenza che si aggiunge a Carlos, che ha giocato a un 30% delle sue possibilità, che avete visto che ogni volta che riparte Carlos viene comunque raggiunto dagli avversari, con Douglas che è in tribuna. È difficile, però come ha detto la collega, la prossima partita saremo in 12, ci presenteremo in 12 in lista, e quelli che dovranno sostituire gli infortunati devono farsi trovare pronti per giocare la partita. Non sono riuscito a fare il regalo di Natale ai tifosi del Mestre, spero di finire questo 2020 in bellezza. Partita tirata, i derby sono sempre delle partite dove il risultato è l'unica cosa che non è scontata. È un ennesimo pareggio perché qua c'è un po' di recriminazione, perché appunto dovremmo cominciare a portare a casa punti, perché i primi ci stanno, devi acclimatarti alla categoria. Adesso insomma qualche partita in più ce l'abbiamo, ma non vorrei arrivare al punto di essere con l'acqua alla gola e dover fare punti per forza. Dovevamo finalizzare di più, abbiamo avuto delle belle occasioni, partita corretta, partita veramente bella, veramente me la sono goduta, a dire la verità. Però se guardo la mia squadra avrei preferito appunto finalizzare qualcosa di più, le occasioni le abbiamo avute, ma miglioreremo anche sotto questo aspetto. In più purtroppo adesso noi ci troviamo a giocare una partita ogni 3 giorni e i risultati cominciamo purtroppo a vederli diciamo nel lato negativo, perché martedì scorso si è fatto male Douglas, adesso si è fatto male Steven. E anche seriamente, vero? Purtroppo sì, sono degli diciamo, infortuni muscolari che sono dovuti purtroppo a preparazione, stop, ripresa, stop, e tutto adesso si gioca continuatamente, è un problema, insomma, vabbè, purtroppo questa stagione è particolare anche in queste cose qua. Auguri di buon Natale, di buone feste, con l'augurio che l'anno nuovo vi possa riportare qua in palazzetto a godere delle nostre partite.